Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, guardatelo Ruud Gullit. Allora, dopo tanto tempo sono riuscito, perché col fatto degli aggiornamenti e tutto non potevo ricreare la mod, che poi non è che è una mod creata da me, io semplicemente l'ho ampliata, però questa è la mod diciamo, con più leggende possibili, tra le leggende del gioco, più quelle create da me, ho cercato di metterle in tutte le squadre, o quantomeno in quelle più importanti. E niente, per ora ci spariamo questa mod. Cioè, guardate, ragazzi, questo è Santiago Canizares, creato da me, un pazzo, the crazy. Siamo col Valencia, ovviamente se non c'è la musica, sempre per il discorso di copyright. E questa mod, raga, comprende veramente tutto, nel senso stadi, canzoni delle competizioni, magliette retro, leggende appunto, quindi qualsiasi cosa, obiettivo. Mm. Lo possiamo tentare perché abbiamo una grande squadra, comunque i parametri delle squadre sono un po' amplificati di certi giocatori perché per poter bilanciare le cose, perché per esempio in Liga Barcellona e Real Madrid sono di un altro pianeta. Poi ce la giochiamo per il campionato insieme a Barcellona e Real con Valencia, Real Sociedad, Deportivo La Corugna e tutte insomma quelle squadre che hanno fatto comunque la storia in Spagna. Come della carriera è un nuovo inizio. Voglio davvero far faville. Ok ragazzi, adesso diciamo abbiamo la Supercoppa. Io oggi direi che oggi ci spariamo andate e ritorno di Supercoppa. E madonna, col Barcellona sarà impossibile. E così non voglio far mercato. Che mi consigliate voi qualche giocatore. Diciamo che di giocatori forti ne abbiamo perché lo schema di gioco, comunque la squadra è veramente cazzuta. Con Claudio Lopez e David Villa, Pablito Aymar, Mendieta, Baraja e Deschamps. Gaia, Garay, Ayala, Vas e Canizares. Diciamo che abbiamo tantissime leggende a Valencia, però voglio sempre fare un mix tra leggende e, come si dice, giocatori diciamo di adesso. Tra i miei pupilli, sapete, c'è Kanjin Lee, che è un giocatore che amo, o Lee Kanjin, adesso sempre voi la scelta. Abbiamo Conto che in panchina, parecchio, abbiamo giocatori, ci sono anche già degli acquisti per della stagione in corso, quindi Tonali al Milan e qualche altro giocatore, abbiamo Florenzi anche, perché comunque questi li abbiamo tenuti. Quindi insomma la rosa c'è, assolutamente, però io adesso venderò anche tanto perché comunque ho messo un budget elevato, chiaramente perché c'è un piccolo problema, nel senso le leggende costano cifre spropositate, quindi se vogliamo creare un Valencia ancora più forte c'è bisogno assolutamente di avere tanti soldi. Altra cosa, c'è anche Veneziano che è al Venezia. Faccio vedere un po'. Per farvi un esempio, il Venezia nel suo schema di gioco, adesso non guardate le foto perché questi giocatori qua ho cercato per non avere se no una squadra praticamente di giocatori senza foto, per certi li ho sovrascritti dagli altri giocatori, però ho creato Taibi, Luppi, Bilica chiaramente con parametri superiori alla realtà proprio per bilanciare perché sennò andava subito in Serie B la squadra. Poi ho messo Iachini, Valtolina che vabbè, la Valtolina nasce come ala ma non potevo assolutamente fare come si dice, cioè metterlo in ala perché non c'era proprio una possibilità a livello di rosa di fare il Venezia con la sinistra e la destra, per cui insomma mi sono reinventato Valtolina centrocampista centrale di sinistra, insomma. Poi Recobino, Veneziano e Mazzola. Per fare un esempio, poi non so, la Lazio, Crespo, Gascogne, Luis Alberto, Nedved, Veron, Stankovic, Savic, Nesta, Cervi Mihailovic, cioè vediamo un po' l'Italia, dai, l'internazionale con Vieri, Ronaldo, Eriksen, Barella, Zanetti, Cambiasso, Corba, Bergamo e Maicon, Kivu, però teoricamente c'è anche in panchina Zamorano, però ci deve essere anche Simeone, vabbè. Zeng anche in porta, vabbè, non so il perché non c'è Diego Pablo Simeone, però c'è sicuramente in panchina. Poi abbiamo il Milan con la difesa un po' scarsa, Dida, Baresi, Maldini, Albertini, Tonali, Kakà, Ibra, Shevchenko, Hernandez, squadra scarsa. Non ho messo gli olandesi, ecco, faccio vedere l'Olanda. Non potevo mettere anche Gullit, Rijkaard, Van Basten perché sennò il Milan vinceva tutto. Però guardate che scarso likes, Van der Sar, De Boer, Reitzinger, Rijkaard, Davids, Seedorf, Litmanen, Cruyff e Van Basten. Questa è la squadra, insomma. E Ronaldo e Boer in panca. Vabbè, insomma, comunque adesso ci facciamo la Supercoppa
consigliatemi qualche acquisto, sparate anche leggende, se c'è ve lo dico, se non c'è chiaramente vi scrivo guarda questa leggenda non c'è, ma non possiamo farle tutte se non ci mettiamo 30 anni. Ora tutti mi consigliano un difensore centrale da acquistare e sinceramente condivido, condivido, i soldi ne abbiamo perché diciamo questa mod ha come scopo quella di insomma, vedere le leggende nella speranza che succeda come con Venezia. Comunque ce ne sono molto di più rispetto a quelle che avevo messo in quella carriera là, che era stata un po' la voglia sinceramente perché perdere Recoba così era un po' assurdo. No, cosa sto facendo? Ricerca giocatore, un bel difensore centrale. Allora, posizione. Un bel DC perché Garay. Giorgione Uè, beh, mi sembra giusto. Mi sembra anche giusto. Allora, aspetta un attimo. Un bel DC. Tanto proviamo a farlo per un DC, sinceramente. Dopo se avete qualche consiglio, tanto soldi ne abbiamo, insomma, quindi siamo tranquilli. Però ho messo la trattativa è impossibile, cioè che è, diciamo, teoricamente sulla carta molto difficile acquistare. Ok. Ecco, solo 208 milioni di euro. Cioè, guardate i prezzi, capite bene perché sono dei prezzi un po' curiosi. Allora, cerchiamo di... intanto io per il primo anno non toccherei le leggende degli altri, sinceramente. Come livello avevo messo... Come mai? Sulla Koulibaly? Costa un cazzo Koulibaly. Però non va. In carità, lo vedrei anche. Ma grande Vilicone, me lo godo, Vilica. Socrates. Guarda, Yapstam, raga, Yapstam. Visto che comunque siamo anche a livello massimo, quindi dobbiamo avere giocatori forti perché sarà durissima, ve lo dico. Sarà molto molto dura. Però Virgilio no, per il primo anno vorrei cercare di star tranquillo, sinceramente. Beh, Kalidou non costa neanche, cioè per il budget che abbiamo ce la possiamo anche fare. Vabbè, 120 milioni, ma sì, spendiamoli. Quindi in ingaggio stare un po' attento, però un difensore ci serve. Così siamo tranquilli, così dovrebbe venire teoricamente. Però per la prima finestra di mercato eviterei di prendere leggende, sinceramente. Ecco, così da lasciarli un po' nelle loro squadre in caso che si riprendano gli altri, insomma. Ogni tanto seguiamo notizie di calciomercato. Il primo colpo è Guglielmo Pozos. Bene, molto, me lo godo, Guglielmo. Ok, Koulibaly vuole venire, è una cifra veramente importante, quindi capite bene perché ho dovuto fare questo, è tutto amplificato, ragazzi, tutto il mercato è iper, cioè, vedete, insomma, sta cifra per Koulibaly è un po' alta, però è tutto proporzionato, quindi anche i budget, accettiamo i termini, perfetto. Beh, io direi che siamo a posto per il primo anno e non vorrei fare altri acquisti. Comunque voi consigliatemi qualche giorno, anche perché venderò tipo 5.000 giocatori. Quindi dopo raga, sta carriera continuerà in casa nuova con la web e comunque fatta diversamente con le live e dopo che ci sarà quella dello zoccolo duro, ma ci sto ancora ragionando su quella sinceramente perché il tempo non è tanto, sono abbastanza impegnato in questo momento. Tanto Kalidou è arrivato. E adesso però abbiamo la Supercoppa e sarà durissima, raga. Sarà veramente dura. Tanto presente questa maglia fa cagare. Non vedo l'ora di avere la maglia ufficiale. Eccolo qua, Kalidou. Per completare la difesa. Quindi Garay in panca. Ecco, per carità, in realtà anche un terzino sinistro sarebbe male, però. Ok. La squadra c'è. Tanti di questi giocatori andranno via, ve lo dico già. Il portiere non lo mettiamo mai. Con Dobbia, sì, i terzini servono. Qua però mettiamo
Dov'è Florenzi? Scusate, eccolo qua. Allora, Florenzi per Vas. Qua togliamo Vas e mettiamo Rodrigo. Ok. Destra piccini, sinistra con sinistra. Ecco, direi di tenere questi e sono perfetti per noi, tanto ne venderemo un casino. Capitano teniamo Gaizka. Tiratore punizione lunga Pablito, corta Mendieta, Baracca alla spalla, angolo sinistro Aimar, rigorista David Viglia, attacco Koulibaly, ok, e basta, perfetto, tutto rego. Ufficio allenatore, messaggi. Qua non ho ancora ricevuto offerte da nessuno, purtroppo. Abbiamo subito veramente un match proibitivo. Ah no, qualche offerta, perfetto. Vediamo chi vuole andare. Vas, ho fatalità, quello che mi serve. C'è Vas. Però anche è vero che ho piccini. Ma sì, possiamo anche venderlo Vas, sinceramente. Ok, solo lui. Voglio sfoltire la rosa. Voglio creare il Valencia dei record. Eccoci qua. Allora, divisa. Guardate, come sempre, per chi non lo sa, ecco le divise stellari retro messe tutte da me. Il Barcellona, ok, Puyol, Xavi, Luis Enrique, Rivaldo, Ronaldinho, Messi. E non sono tutte, ragazzi, le leggende, quindi bene. Sono molto tranquillo. Giochiamo la prima al Mestalla, Gaia è morto. Ok, abbiamo una rosa non molto in forma. Mamma mia, l'attacco fa paura. Beh, Luis Enrique trequartista, bah. Cioè in panchina hanno Frankie De Jong, Rakitic, Suarez e Griezmann. Cioè, va bene, vinceremo sicuramente. Boh. Calcio d'inizio e andiamo. Oggi ci spariamo la Supercoppa spagnola che sarà difficilissima, però ci proviamo. Tensione alle stelle, tensione incredibile. Eccoci qua al Mestalla. Il momento della Supercoppa, lo scontro finale tra le due squadre che più ci hanno fatto sognare lo scorso anno. Ok. Una fine, ma anche un nuovo inizio. Questa infatti è la prima occasione per dare il via alla grande. Il Mestalla è pronto a vedere il debutto di Veneziano in panca. Grazie a questa partita possono presentare ai tifosi un anticipo delle emozioni. Vai. Che poi ci faranno vivere nei prossimi. Si comincia, ragazzi. Inizia la nostra carriera con la Supercoppa spagnola. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Luca, hai avuto un po' di tempo. Sarà molto molto dura, ve lo dico, il Barcellona è una delle squadre più forti della mod. Molti in passato consideravano un amichevole e invece io voglio ricordare che c'è una coppa in palio. Roba nostra, roba nostra. Deschamps e il pagliasso Pablito, Aimar, Mendieta, il nostro leader. Ecco, subito cagata, Luis Enrique recupera, dovevano non prendere gol in casa, Ayala o Asciala. E vabbè, dai. Merda. Baracca, Ruben Baracca, ancora errore, partiamo malissimo. Digno. Busquets. Ocho. Cioè, avete capito? Avete capito, ragazzi? Ecco. Luis Enrique ci punisce subito. C'è la giocata, Digno. Neanche il tempo di capire. E siamo già sotto in casa. Sentite i fischi del Mestalla. Mamma, no, ma è semplicissimo, veramente. Mostrano un buon controllo del gioco. Mod semplice, ragazzi. E passa. Bravo Koulibaly che fa il debutto. Pablito. Mamma mia, ragazzi. Perdiamo palla subito. Cioè, deve cominciare con una Supercoppa col Barça, però madonna.
Attenzione a Vitor Rivaldo. Mamma mia, Canizares, il pazzo, che è saltato un europeo, mi sembra, o mondiale, perché gli è caduta una boccia di profumo sul piede. Attenzione David Viglia. Vai David, vai Viglia, vai Viglia, vai Viglia, mettila in mezzo, siamo bassi però in avanti, eh. Attenzione, mamma mia. Marc-André para. Rivaldo. Però ci siamo affacciati anche noi in area. Barcellona iper devastante. Fabian Ayala. Ruben Baraka. Florenzi. Aimar, vai Aimar. Si distende Pablito. E il Pioco. Puyol insuperabile. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito Aimar. di darsene via palla al piede. Partita complicatissima al Mestalla. Enrique oggi ha già fatto segnare il suo nome sul Guardate che Barcellona. Non la tocchiamo mai. Bravo Kalidou. Xavi. Sì, Barça fa un tiki-taka leggermente curioso. Ruben Baraka. Pallone lungo, Attenzione Viglia, Viglia, Viglia. Bravissimo Viglia. Ma non così, è che non devo giocare di cross con Lopez. Con Lopez e Viglia. Buon recupero. Aimar il pagliasso. Baraka. Fallo su Ruben Baraka. Ammonito Luigino. Aimar, punizione corta per Ayala. No, no, ste robe, però Deschamps, Didier. Non riusciamo a sfondare. Enrique, c'è Messi. Sicuri in fase di palleggio. Rivaldo, mamma mia cosa ha fatto Rivaldo, signori. Occhio cross. Cosa? Ma dai, ma dai. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di vergogna pura. Vergogna pure al Mestalla, subito furti barcellonesi o barcellonisti. Lascio sempre a voi la scelta. Leo, mamma mia. Che rischio, che rischio. Scusate un attimo ragazzi, ho passato un po' il volume, spero non ci siano problemi con la registrazione. Primo tempo difficile, se perdiamo 1-0 in casa sarà dura, il ritorno. Rischiamo già di perdere il primo obiettivo stagionale, anche se ce lo siamo ritrovati, quindi frega un cazzo. Ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso. Però spero che possiamo comunque puntare al titolo. Dopo gennaio ci sono problemi, facciamo un po' di acquisti Mendieta, bravissimo Gaizka. Gaizka Zabala, la da Claudio Lopez, quanto lo amo sto Valencia. Niente, non riusciamo proprio a sfondare. C'ho Piqué e Puyol. Ne ho visti di più scarsi, nella mia carriera. Bravo Florenzi. Vai Viglia, vai Viglia. Ruben Baraka, centrocampista. Attenzione, è il Pioco! Tiro di merda. Perfetta la parata. Era sicuro di Perché avere se la non... piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Dai Fioi, dai. Mamma mia come giocano a centrocampo. Micidiali. Togliendo l'attacco che non è scarso, ma il centrocampo di sta squadra. Comunque, adesso per questa console se l'ho già detto che sono rincoglionito ragazzi, ma intanto la vediamo tutte le due partite. Dopo farò gli highlights. Aimar, manco il pareggio. Mamma mia. Infatti a mancino, me lo ricordavo giusto. Viglia un po' spento. E mettiamo Pareco per Baraka. Il Barcellona al calcio di punizione.
1-0 ci condanna per il ritorno, sarà il Camp Nou. Ok, perfetto. Dai, proviamoci. La chiave del match è da ricercare. Bravissimo. No, questo non è mai fallo, però. Iniesta non l'ho messo ovviamente perché comunque è ancora un giocatore in attività, gioca, ammonito Mendieta gioca in Giappone, quindi nel Colbe là, quindi non potevo metterlo. Palla per Messi. Leo Macanizares c'è. Certo, non un intervento di Rodrigo. Il portiere ha risposto presente. Aimar, bravo Aimar per Rodrigo. Intervento pregevole. Rodrigo per Lopez. Niente, Puyol ragazzi è il Franco Baresi del Barcellona. Il Valencia ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in Non lo questo superi momento neanche per deve prendere sbaglio, Rivaldo. necessario. Proprio così. Il Barcellona al Niente, calcio di o li fermi ammazzandoli praticamente. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo redarguisce molto energicamente. Attenzione, ho ammazzato Giadinho. Esce Rivaldo, entra Antoine. Ancora Canizares. Ancora ci salva dalla fine, eh? Ah, Pablito. Dai Lopez, Claudio Controlla la Lopez. palla e inizia ad accelerare. Troppo isolato però. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi Siamo già al avanti, 76esimo senza e ci sbilanciarsi condanna a un gol di testa fatto da Barcellona. Fa ridere già così. E il pagliasso molto bene. Rodrigo. Palla filtrante. Ragazzi, Devono pareggiare e fanno bene a zio prendersi Ken, qualche rischio Piqué, Puyol. Insuperabili. C'è Messi. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Insomma, qui dovevano Aimar. chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Bello questo, ma sempre Prova a Puyol. passare con un pallone profondo. Soprattutto azioni importanti A questo queste. Il punto del problema match è non che possono restare nella loro metà campo. Barcellona è Devono leggermente proporsi forma, avanti, leggermente. senza sbilanciarsi troppo. Sarà un'impresa quasi titanica il ritorno. Koulibaly recupera palla. Mendieta. Recupera Xavi. Meglio in questa circolazione. Attenzione, erroraccio qua di Piqué. Primo errore Lopez. Lopez! Non ci credo, Ter Stegen la para. L'occasione c'è stata. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Xavi. Peccato, bel tiro di Lopez, ma Griezmann. Mendieta ormai è finita però. Prova a buttarla su. Tentativo di allungare il gioco. Ah, fischia adesso 1-0. Ed ecco il fischio finale. Sarà quasi impossibile il ritorno al Camp Nou vincere 2-0, ma ci proviamo. A ritorno devono ovviamente vincere e giocheranno tra l'altro fuori casa. Hanno Sì. avuto più di un tempo per raddrizzare la partita. Peccato, un tiro di testa ci ha condannato di Luigi Enrico. Maledetto Luigi Enrico. Subito il ritorno e vediamo se riusciamo nell'impresa titanica. Te tifosi, cazzo devo fare? Fanculo. Ok, questo lo vendiamo. Ce ne freghiamo, insomma, avendo i giocatori. No, piccini non posso. Qua difensori Garay sicuramente no, questo sì. Dopo ripeto, se scrivetemi chi volete vedere, che acquisti. Mi piace prendere Zaniolo per esempio, per avere un po' di Italia. Come leggende scrivetemele, io cerco di portarle, se ci sono ovviamente cerco di portarle a Valencia, non troppe perché sennò diventa, però ecco, magari leggende non troppo iperforti perché sennò cioè, subito abbiamo già tanti giocatori, cerchiamo di capire insomma come anche la squadra un attimo prima di rivoluzionare in caso. Schema di gioco, Koulibaly è morto, bene, il resto anche Ayala, che palle. Adesso mettono Suarez e Rakitic. Proprio cazzo turnover subito e Victor Valdés anche. Cazzo, fa proprio il turnover. Vabbè, vediamo. Ritorno. Perso 1-0 al Mestalla, quasi impossibile. Camp Nou. Sì, bravo Caressa, bravo.
C'è questa sola impressione perché penso non ci sia quella della Supercoppa di Spagna, però per tutte le varie competizioni dovrebbe esserci. Un bel cielo terzo, bello. Lo stadio. Si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi Chiaramente non giocheremo sempre con la maglia retro, in base anche all'avversario la cambiamo, chiaramente. Però indicativamente lo useremo molto, perché non posso purtroppo mettere più di una maglia perché sono già 3 slot liberi. Che bello. Tentiamo la remontada al Camp Nou, sarebbe qualcosa di epico. più equilibrato di questo, tra due squadre che puntano dritte al Gran Premio finale. In un torneo così competitivo, avere delle stelle in squadra ti permette di essere sempre... Diciamo che col livello così, con le squadre che ci sono, sarà un'impresa vincere lo scudetto, la Liga, anzi in questo caso subito Baracca. Possiamo farla l'impresa, la rosa ce l'abbiamo. Viglia. È come stare a bordo ring in un incontro tra pesi massimi, Fabio. Baracca. Subito Digno recupera. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Dico Ezequiel Garay. Ah beh, certo, con tutti i giocatori che ci sono, Ezequiel Garay, giusto Marchegiani. Meno male che non ti ho creato sulla Lazio perché ero stato indegno. Quando si sgancia sulle palle inattive. Neymar. Buon giocatore, non c'è dubbio. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Bravo. Mendieta. Lopez vuole prendere anche la mano, raga, ve lo dico. Vai Baracca. Distendiamoci. Pablito. Pablito. Bellissimo per Lopez. Florenzi la mette in mezzo. Aimar! E chi di testa, siamo tutti bassi. Siamo tutti bassi. Però non siamo partiti male. Non si è visto poco di Deschamps. Rakitic. Rivaldo. E chiaramente subito fallo. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento. Ma stai zitto, Caressa, stai zitto che è meglio. Rakitic la mette in mezzo. Buono intervento, ma ancora Francuzzo De Jong. Xavi distrugge Mendieta. Mamma Rivaldo, che tiro. Canizares pronto però. L'impatto sulla palla è stato perfetto, con la giusta potenza. Lopez. Ma il tiro non era ben direzionato. Cerca la profondità. Vai Baracca, sempre giocatore di una sostanza incredibile. Viglia. Viglia, bellissima azione valenziana, Baracca! Lopez! È il Pioco Lopez! 1-0. Con questo gol c'è di nuovo panica, tutto può succedere. Calma. 1-0 Valencia al Camp Nou. Cioè, guardate l'azione bellissima, Viglia. Non è in profondità Ruben Baracca che prova il tiro. Valdés la respinge, ma Lopez la mette dentro a porta vuota. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Grande Claudione. Dai Fio, proviamoci, crediamoci, siamo in perfetta parità. Deschamps, madonna che ritorno. Stiamo giocando molto meglio, il turnover del Barcellona non sta pagando, godo. C'è l'opportunità per il contropiede. Viglia, 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 non capisce niente il Barça. No, che tiro di merda, mamma mia. Davvero da dimenticare. Hanno nuovamente dimostrato quanto Tiro a dir poco grottesco. portando le ripartenze. Puyol. E subito Claudione la mette, È cazzo. sublime, a volte sembra quasi che stiano prendendo in giro gli avversari. Beh, in un certo senso il loro possesso è una sorta di sfida. Invitano gli avversari a pressarli, a riconquistare il pallone. Comunque veramente la telecronaca di Marchegiani e Caressa mi mancava. Se non continuare Senti a che se correre, prendiamo un gol va a farne due. Grande Mendieta, grande recupero di Zabala. Fallo. Scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Mendieta. Deschamps, Luis Suarez e conquista la palla. che ha giocato pochissimo per Valencia, pochissime partite nell'ultimo anno di carriera, però boh, lo volevo al Valencia. il calcio di oggi ormai Un giocatore che mi è sempre piaciuto, la Juve non aveva senso metterlo, per quanto sia una leggenda della Juve, comunque un gran giocatore della Juve, perché è un giocatore di sostanza, non un fuoriclasse, però un giocatore che... quei giocatori che non possono mai mancare nella Juve di Marcellone Lippi. Xavi.
Primo tempo, perfetta parità tra andata e ritorno, 1-0 Valencia al 28esimo il Pioco Lopez. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Non sembrano nemmeno la stessa squadra. Dai raga, proviamoci per l'impresa, per il Sono in un sogno. buon momento e se continuano così riusciranno Mendietone. a farcela. Comunque Barcellona che ha fatto un turnover sinceramente inspiegabile. Solo 1-0 avevano vinto al Mestalla, troppo sicuro forse, troppo sicuri i catalani. Spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Rivallo, attenzione che Rivallo se si sveglia sono... Ma dai però, niente. Dignius. Xavi la mette in mezzo. Eccolo in Suarez. Attenzione a Suarez. Rivaldo. Bravo ancora Baracca, che giocatore Ruben Baracca. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Messi. Bravo Deschamps, grande recupero di Didier. Ottima progressione, palla al piede. Viglia. Ottimo intervento. Troppo precipitoso, non siamo su FIFA come. Passaggio filtrato per Luis. No. La toglie da Mamma gol. Canizares. Ottima parata del portiere. Non ha sbagliato nulla. Grande Santiago. Ha mantenuto la calma e ha reagito. Dignius. Sbroglia la situazione. No, cumulativo maledetto. Daline alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Senti, il Barça... il Barça vuole... Cioè, dopo la vittoria da noi non vuole certo perdere. Bravissimo, bellissimo intervento. Dio Cristo, madonna che nervi. Ancora Xavi la butterà in mezzo. Chiaramente sì. Baracca la tira, la lancia lunga per Viglia che fa una sponda incredibile per l'altezza che ha. Quando c'era bisogno di lui. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Grande Ruben. Florenzi. Florenzi si invola. Florenzi si invola. Vai la piccola Flo si invola per il Pagliasso che mi ha un po' deluso finora. Partita durissima ragazzi, già siamo messi alla dura prova. Grande Ezechiele. Vai Pagliasso. No, ma qua veramente Viglia dove cazzo stava andando? Madonna del Signore. Attenzione che basta, adesso se segnano è finita. Bravo Cani, bravo Cani. Aimaresh entra. Rischiamo il coreano. E qua mettiamo Rodrigo che può dare una mano molto veloce. Viglia non è in una forma strepitosa, Entra Antoine, Le Petit Diable ed esce Rivaldo. Entra Dembélé per Digno. No! Entra anche Leo, mette l'artiglieria pesante adesso il Barça, Mamma mia, forse era rigore questo. Alba, occasione. Jordi Alba, tenta il cross. Stiamo soffrendo come disperati. No, è immarcabile il Barça adesso. Mamma mia che culo. Mamma mia che culo, mamma mia che culo. Palo e non so qua fuori gioco, non lo so. Mamma che culo. Ma adesso il Barcellona è un'artiglieria pesante. Ma se l'avevo visto prima, forse era una cagata, ma veramente se l'ha mai visto fino adesso. La partita sembra diretta verso i tempi supplementari. Stai zitto, stai zitto. Non è mai finita finché non è finita. Bello sto discorso, bello. Proprio il classico discorso di un caressa selvatico. No, il Barcellona adesso è immarcabile, imprendibile. Ottimo, vai Ruben. Vai il contropiedone ignorante. Baracca per Lopez. 2 di recupero e poi tempi supplementari. Non portiamoci sfighe da soli. Attenzione, gol.
Canizares monumentale. Tempi supplementari, mamma mia. Le due squadre sono Monumentale Canizares. Vuol dire che nessuno abbia fatto abbastanza per portarsi a casa la Esce Baraka, entra Geoffrey con Dogbia. 90 minuti, siamo arrivati ai supplementari adesso. Geoffrey, perché lui è Geoffrey, ragazzi. Il cuore, ma soprattutto le energie fisiche residue. E cominciano i tempi supplementari. Baraka è comunque il migliore dei nostri, ma dobbiamo andare un po' di fuori. Gaia, Vai Zabala. Bella questa. è fuori, ci sarà rimessa laterale. Gaia. Deschamps. Con Dogbia, Vai Geoffrey. decide di sfruttare la fascia. Mamma mia, si è chiuso però il Barça. Mostrano un buon controllo. Bellissima azione! Non è il suo piede, si vede. Si incazza veneziano Gullit. Bella azione però. Rigori però. Se andiamo ai rigori sarà durissima, Sergio Roberto, Mamma mia, subito l'inizio scoppiettante, però durissimo. lungo passaggio in avanti. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Ecco Dembélé. Che il Barça quando attacca fa paura. Mi ha regalato un tempo il Barcellona con il turnover. Devo sfruttarlo meglio. L'appoggio sulla fascia. Adesso veramente quando non la palla loro non la tocchiamo più. Che roba. Xavi decide di sfruttare la fascia. Dembélé di forza. Finalmente la recuperiamo. Adesso che ovviamente fischia. L'arbitro si chiude dunque qui la prima frazione dei supplementari. Supercoppa veramente tiratissima. Un incontro davvero interessante e ci aspettano altri 15 minuti di pura adrenalina. Squadre di nuovo in campo. La Lorenzi. partita è ripresa. Con Dogbia. È stato un incontro Rodrigo. senza esclusione di colpi finora, ma non è ancora arrivato quello del KO. Non riusciamo. Dai coreano. Là. Bello questo. Mendieta. No, Deschamps, scusate. Lopez. No, che tiro di merda. Mendieta, però proviamo lo schema. Riceve in ottima posizione. Ma non, mamma mia, uno schema da dir poco agghiacciante. Il mister è contento però. Vai coreano. In mezzo e godiamo. Attenzione! Mamma mia, ma siamo bassissimi. Di testa è quasi impossibile segnare purtroppo per noi. Geoffrey. La mette in mezzo, proviamoci, non si sa mai un po' di culo. Deschamps. Offside. I rigori si avvicinano purtroppo. Pochi minuti alla fine. Stiamo attenti, però non prendiamola adesso, deve una rosicata acuta. Ecco appunto. Ecco, ora cazzo. Vabbè. Questo è un gol incredibile di Dembélé. Si punisce così il Barça alla fine. Vabbè. Supercoppa purtroppo al Barcellona. Ha messo la difesa fuori causa e segnato un gran gol. Però è un buon ritorno. Ovviamente devono gestire la situazione. Ma Barcellona che sembra superiore. Ottimo passaggio deve dire. Adesso siamo un po' disuniti. Canizares ci salva, non meritiamo di perderla. Finisce qua ragazzi, il primo obiettivo stagionale purtroppo fallisce. Ma siamo ancora all'inizio, la strada è ancora lunga. Questo non può cambiare il destino. Comunque non sono soddisfatto alla fine. Nei 90 minuti abbiamo vinto a Camp Nou. Complimenti al Barça. La coppa è loro, ma noi siamo all'inizio del nostro percorso. Raga, aspetto consigli se avete qualche acquisto, almeno un altro possiamo fare, poi non vorrei farne troppi.
come primo anno, diciamo. Anzi, come prima finestra di mercato, però bisogna accettare la sconfitta, come dice il buon Canizares. Raga, un saluto nel comandone veneziano. Ciao!